Di Maria. La notte del 10 maggio del 1933 nelle piazze delle città tedesche i nazisti bruciavano i libri di quelli che consideravano i nemici del Reich, un anniversario che è un monito per tutti e che l'Associazione Italiana delle Biblioteche e il Ministero dell'Istruzione hanno voluto ricordare coinvolgendo studenti, professori e bibliotecari. Ce ne parla Leonardo Rossi. 1933. I nazisti, dopo una clamorosa vittoria elettorale, disintegrano un pezzo alla volta tutte le libertà democratiche della Germania. A cadere per prima sotto la scure nazista è la cultura. A finire sul rogo sono gli autori invisi al regime con il Bücherverbrennungen, la notte dei roghi di libri, avvenuta il 10 maggio del 1933 a Berlino e nelle principali città tedesche. Una festa del regime, una disgrazia per la Germania e per il mondo intero. A diventare cenere furono le opere di scrittori ebrei come Stefan Zweig, Karl Marx e Sigmund Freud o Albert Einstein, di autori comunisti come Majakovsky e Trotsky o scrittori di fama mondiale come James Joyce, Émile Zola, Hermann Hesse e Marcel Proust. Oggi, 87 anni dopo, il mondo della cultura risponde con una maratona dedicata proprio ai libri che allora finirono sul rogo. E per ogni dove furono i buoi costretti a trascinare ai roghi carri di libri. 16 tra studenti, professori, bibliotecari e rappresentanti delle istituzioni hanno prestato la propria voce e la propria immagine per leggerne dei brani a una manifestazione cui ha aderito anche il Ministero dell'Istruzione. La osservò mentre dormiva, come se non avessero mai vissuto insieme come marito e moglie. Primi giorni in mare per la missione europea Irini.